Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto dell'occasione di essere qui e ringrazio chi ha parlato prima di noi, prima di me, perché come ho già sentito volevamo dare a questa presentazione un taglio di un certo tipo. Come spesso capita, sentendo gli interventi che ci sono prima, su alcune cose correremo molto più veloce e ci concentreremo sicuramente su altre. Io sono l'architetto Michele Sbrissa, rappresento l'associazione Frammenti che è una realtà che si occupa ormai da qualche anno di progettazione partecipata a scala urbana, tentando di approcciare in modo innovativo, seppur la parola è abusata, con l'idea di definire un percorso che possa dirsi partecipativo. Noi stessi nella nostra attività ci siamo avvicinati, soprattutto nell'ultimo periodo e con l'esperienza che vi racconterò alla fine e sulla quale mi concentrerò di più, all'utilizzo di tecnologie digitali o comunque di piattaforme web nei processi partecipativi attraverso un percorso che è iniziato prima con il consolidamento di quelli che possiamo chiamare degli strumenti magari più tradizionali di interazione materiale con le persone. Molto velocemente quindi il senso di questa nostra presentazione. Cercheremo di proporre soltanto molte immagini che vogliono essere anche motivo di suggestione e magari di successivi interventi. Abbiamo deciso di partire da alcune immagini che raccontano quello che secondo noi è un carattere fondamentale di tutto quello che è stato detto un po' stamattina. Cioè l'importante divisione che ancora c'è, a nostro parere, tra un concetto di comunicazione di ciò che vorrebbe essere partecipazione e della reale capacità di far partecipare i portatori di interesse, la cittadinanza, ma anche i portatori di interesse istituzionali all'interno dei processi di piano. Questa è una prima esperienza che vedete che è stata fatta per il recupero di un'ex area industriale nella città di Castelfranco Veneto, in cui si è partiti veramente dalla base, dal coinvolgimento in un luogo che potesse essere rappresentativo di una nuova forma di partecipazione della cittadinanza, attraverso laboratori, focus group, tentativi di coinvolgimento di portatori di interesse in modo il più trasversale possibile. Cercando di arrivare a un laboratorio urbano, che poi è stato il cuore dell'evento, durato diversi mesi, nel quale i cittadini sono stati chiamati a portare le loro istanze attraverso strumenti che andavano appunto dai laboratori che avevo appena citato, ma anche attraverso una mostra interattiva permanente, che fossero in grado alla fine di costruire quella che per noi è stata la prima mappa interattiva, se così possiamo chiamarla, della città. Una mappa in cui i cittadini hanno contribuito a costruire pezzetto dopo pezzetto, frammento dopo frammento, la loro nuova immagine, la loro proposta di nuova immagine della città. Un esempio successivo, vado molto veloce perché voglio arrivare al cuore della presentazione, un esempio successivo in cui queste tecniche si sono già più concretizzate all'interno anche di un quadro legislativo è stato il piano di progettazione partecipata per il centro storico della città di Padova, in cui, in accordo con le linee guida della legge 11 del 2004 della Regione Veneto, ci siamo confrontati con, da un lato, una realtà, quindi il Comune, che esigeva un processo partecipativo all'interno di canoni, diciamo, non strutturati, ma quantomeno già abbastanza chiari da un punto di vista politico all'amministrazione. Noi abbiamo cercato di portare le metodologie che in parte avevamo già testato e in parte ritenevamo utile comunque continuare a diciamo, mettere sotto prova continua attraverso appunto i laboratori, attraverso tecniche che molti di voi conosceranno, che però principalmente si ponevano l'obiettivo di creare una rete, di far sì che la gente, da un lato, come è stato sottolineato più volte in precedenza, fosse informata di quello che stava avvenendo e dall'altro, nei limiti degli strumenti e dei tempi dell'incarico, potesse anche partecipare, quindi essere propositiva all'interno del piano. Il tutto ha portato a diversi risultati che non è mia intenzione ovviamente farvi vedere adesso, risultati che però poi nella parte finale di quello che vi farò vedere con la maturazione avvenuta anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche digitali hanno potuto portare a dei veri contributi al piano. Ultimo caso, molto veloce, che vi vogliamo portare, tenta di ribaltare un po' il quadro della questione. I due casi precedenti che vi abbiamo fatto vedere sono dei casi
che su dei temi precisi, l'area industriale, il piano urbanistico, tentavano di veicolare uno strumento partecipativo. Quest'altro caso, un'altra esperienza tenutasi a Castelfranco Veneto, sempre in collaborazione con l'amministrazione e creando una rete fittissima con tutto il quadro associativo della Castellana, ha portato a un passaggio successivo, cioè a un tentativo di istituzionalizzazione di processi informali, di istanze informali della cittadinanza attraverso una sorta di laboratorio che si è autogenerato, in questo caso si è dato da solo la sede in un vecchio capannone, ancora una volta vicino al centro storico di Castelfranco, in cui per diversi mesi si è discusso partendo non da un dato imposto, che ne so, dall'amministrazione comunale, quindi il piano regolatore, piuttosto che da un caso studio, l'area industriale, ma dalle istanze che provenivano dai cittadini precedentemente. In questo caso abbiamo lavorato su 4 aree, su 4 vuoti urbani, diciamo. E questa è un'immagine che non vuole essere importante nei contenuti, ma quanto più nell'idea che sta alle sue spalle. Questa è un'immagine che mette insieme tutti gli attori che hanno partecipato ai 4-5 mesi di lavoro di quell'esperienza. È stata una rete che prima non esisteva, che si è strutturata sulla base di casi studio che la rete stessa ha proposto e che poi la rete, nei laboratori, ha trattato, ha discusso e ha fatto diventare qualcosa di concreto, qualcosa di tangibile, dei singoli eventi urbani. Il modo in cui sto utilizzando la parola rete, fino all'esempio che vi sto proponendo ora, è un modo che non ha nulla a che fare, ha ben poco a che fare fino a questa fase con la rete informatica, con la piattaforma web. È una rete fisica, è una rete fatta di persone, una rete fatta di contatti fisici tra le persone. Una rete che però, e questa è la slide che abbiamo voluto portare a ponte, diciamo, della parte che sarà invece più centrata sulle nuove tecnologie, una rete che però ha portato i portatori di interesse a porsi delle domande su quali sono i modi in cui il portatore di interesse può essere informato, i modi in cui il portatore di interesse può portare fisicamente un contributo al piano, in questo caso, piuttosto che alla progettazione urbana in senso lato. E questo modo forse sta proprio nel tentativo, è stato anche questo più volte sottolineato stasera, nel tentativo, nel desiderio di unire da un lato una progettazione, una partecipazione materiale, quindi il contatto fisico, il contatto materiale con la città, a nostro parere imprescindibile per qualsiasi processo di partecipazione reale. Il cittadino, l'individuo avrà fortunatamente sempre e comunque bisogno di interagire fisicamente con il territorio in cui vive, quantomeno per autocostruirsi il quadro conoscitivo di cui ha bisogno per poi partecipare eventualmente in modo, diciamo, informale e informatico, informatizzato ai processi di partecipazione. Questo che vi ho appena detto è quello che abbiamo fatto, stiamo cercando di fare e stiamo continuando a fare con il Comune di Vicenza, con il nuovo piano di assetto di territorio del Comune di Vicenza. Un lavoro che per noi è iniziato, diciamo, a fine 2008 e un lavoro che insieme all'ufficio di piano ci ha portato ad utilizzare fin da subito un blog dedicato, dei sistemi, questo soprattutto nella seconda fase, dei sistemi di monitor multitouch presenti ad ogni riunione, collegati a dei database che settimanalmente scaricavano le istanze indicizzate dai touchscreen in un database che poi alla fine ha rappresentato, come vedrete nelle ultime slide, il contributo reale in quanto fatto su un caso concreto, il piano urbanistico della città, dall'altro elaborato già su una piattaforma che faceva uso di strumenti digitali, quindi il blog, raccolta di istanze, piuttosto che i sistemi touchscreen presenti ad ogni riunione. Questa è la prima fase del progetto, che ha preso il nome di Forum Center 2.0, è stata un primo tentativo di applicazione delle metodologie di cui vi ho parlato ad un caso specifico,